Ditemi voi quando siamo pronti. Bene, un buongiorno a tutti. Sono profondamente onorato oggi di ospitare qui, presso appunto la sede del Consiglio regionale del Veneto, la presentazione di un progetto che già dal nome evoca una storia di viaggi, di fatica, di coraggio e di sogni. Villa dei Troni ad Anarec, Rio Grande do Sul in Brasile. Ci sono luoghi che non sono luoghi, ma custodi di memoria, ponti tra epoche e popoli. Villa dei Troni è uno di questi. Un parco tematico sì, ma prima ancora un atto d'amore e un tributo a quella straordinaria epopea che fu e continua a essere la grande emigrazione veneta verso il sud del mondo. Un'emigrazione che iniziò nel 1876, ma che, come ricordava lo storico Gaetano Salvemini, non fu mai una fuga, ma una semina di civiltà. Quella semina oggi la possiamo toccare, annusare, ascoltare tra le vie, le case e le botteghe di questa villa che Edson Tomiello ha voluto con ostinazione e passione costruire, restituire nella sua autenticità alla comunità di Anarec e a tutte le generazioni venete. Non si tratta solo di ricostruire mura, tetti, utensili o profumi di cucina. Qui si vive, si sperimenta in prima persona quello che erano la fede, il lavoro, la speranza e, perché no, anche la nostalgia di chi partiva dal Veneto, inseguendo la promessa di una vita migliore. Perché, come ci insegna la storia, le nostre radici non sono un ancoraggio che ci tiene fermi, ma sono il nutrimento che ci permette di andare lontano, senza dimenticare chi siamo veramente. Attraverso Villa dei Troni ci si immerge in una giornata di fine Ottocento, si ascoltano i suoni della messa nella cappella, il vociare dei bambini nella scuola di comunità, il tintinnio degli arnesi del fabbro, il ritmo del mulino, i profumi del pane caldo e dell'arrosto, le voci dei cantori sul palco dell'orchestra, il chiacchiericcio dei sarti e dei barbieri. Sono scene semplici ma cariche di significato che raccontano il miracolo della quotidianità, il valore del lavoro, la centralità della famiglia e il potere della comunità. Questa non è solo la storia dei Veneti in Brasile, ma una pagina universale. Il Veneto, come altre terre d'Italia, ha vissuto la diaspora e, come ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, i Veneti, partendo, hanno portato con sé un bagaglio fatto di sapere, fare, onestà, tenacia, ma soprattutto di valori. Lì nelle Pampas del Sud America hanno fondato paesi, costruito scuole, chiese, imprese, lasciando un segno indelebile nel tessuto sociale, economico e culturale del Brasile. Oggi nei 4 stati del sud si stimano circa 260.000 veneti e i loro discendenti, custodi di una memoria viva che si esprime ancora con il taglian nelle ricette, nelle feste e nei riti di comunità. Mi piace pensare che progetti come Villa dei Troni siano la miglior risposta a chi crede che la globalizzazione significhi omologazione o perdita di identità. Al contrario, le radici profonde non gelano mai, diceva Tolkien, e anzi sono più forti, sono le radici e sono più forti e sono le radici e più rigogliosi saranno i rami. La cultura veneta, come tante altre, si è nutrita del viaggio, dell'incontro, della contaminazione, ma ha saputo mantenere saldo quel filo invisibile che lega i nostri nonni, i nostri padri, i nostri figli, da Venezia, dal Veneto, fino all'estremo sud del Brasile. Consentitemi di concludere con una riflessione personale. Ho visitato molte comunità venete nel mondo, sono arrivato fino in Australia, a Curitiba, e ho sempre trovato lo stesso orgoglio, la stessa gratitudine, la stessa voglia di ricordare e di raccontare. La memoria non è nostalgia, ma è energia, possibilità, futuro. È nella memoria che troviamo le forze per affrontare le sfide di oggi e costruire insieme il domani. Villa dei Troni è tutto questo. È il racconto vivente di una storia collettiva che non si è mai interrotta. È il segno che la memoria, quando si fa progetto, può diventare ponte tra continenti, occasione di scambio, di crescita e di bellezza. Un grazie sincero a Edson Tomiello e a tutti i collaboratori e a tutti quelli che hanno voluto partecipare a questa avventura, soprattutto a tutte le famiglie venete in Italia e nel mondo che continuano a testimoniare ogni giorno il valore di essere comunità.
Viva il Veneto, viva Villa dei Troni, viva la storia che ci unisce. Adesso lascio la conduzione della conferenza al collega e amico Luciano Sandonà, che da sempre tiene viva appunto questo legame con le varie comunità venete sparse nel mondo. Un ringraziamento particolare, poi interverrà anche lei, a Silvia Cestaro, anche lei è molto attiva in questo campo, e all'amico Aldo Rozzi Marin, che è parte e anche braccio operativo di tante iniziative che come Veneto facciamo appunto in proiezione. Luciano, prego. Grazie, grazie Presidente Ciambetti. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti del Presidente, a chi ha organizzato oggi questa giornata, ad Aldo Rozzi Marin, ad Anna Turcato, la Veneti nel Mondo, che veramente hanno messo molto nell'organizzazione di questa giornata. Ringrazio anch'io la collega Silvia Cestaro, anche lei attiva nel fronte, diciamo, dei rapporti con i nostri migrati, specie nel sud delle Americhe, e il Presidente Ciambetti, che ha sempre avuto un occhio di riguardo e conosce molto bene la situazione dei nostri veneti, dei nostri italiani, i nostri veneti nel sud del Brasile e nel sud delle Americhe, essendoci stato anche lui molte volte. Devo dire, ho poco da aggiungere al discorso che è stato fatto dal Presidente Ciambetti, perché ha toccato tutti i punti di quello che è Villa dei Troni, il significato di Villa dei Troni e il significato di quello che ha voluto lasciare Edson Tomiello, che saluto assieme alla sua gentile consorte, e un ringraziamento per essere venuto qua in Veneto a presentare in anteprima un progetto che sarà inaugurato il 10 di ottobre di questo stesso anno, quindi sarà una grande festa e diventerà uno dei poli di attrazione maggiore turistica del Brasile. Queste sono le idee di Edson, noi l'abbiamo visto assieme con l'assessore Corazzari, con Aldo Rozzi Marin, con coloro che hanno partecipato nel novembre scorso a questa spedizione nel sud del Brasile. Devo dire che è stata grande l'emozione nel vedere quello che ha realizzato il signor Tomiello. Ha realizzato un vero e proprio villaggio dei primi veneti che arrivavano in Brasile, che si trovavano in una situazione difficilissima, dopo un viaggio terribile, travagliato, raccontato in quella canzone che è il simbolo, è la canzone simbolo della nostra immigrazione, che è America America, questo viaggio di 36 giorni in macchina a vapore, e che poi lì, addirittura in Brasile, si trovarono ancora in una situazione ancora più difficile. Però loro hanno esportato tutti i valori della nostra gente, i nostri veneti, i valori del lavoro, della determinazione, della forza, del nostro essere cristiani, devoti, del nostro fare comunità, dei nostri usi e costumi della nostra gente veneta e italiana. E l'hanno portata dopo più di 150 anni con grande forza al giorno d'oggi. Devo dire, questo costituisce un motivo di orgoglio per loro, che si sentono legati alla nostra terra, ma anche per noi, che li abbiamo in certo senso riscoperti, e ogni volta che andiamo nel Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile, nelle 3-4 province del sud del Brasile abitate da tantissimi discendenti del Veneto, ci sentiamo un legame ancora più forte e abbiamo anche una riscoperta del nostro essere veneti, e del nostro mondo che ci appartiene, perché lo ritroviamo tale quale ancora più forte nel sud del Brasile. Per questo siamo qui a ringraziare Edson Tomiello per questo progetto, che è un progetto fatto con i propri fondi privati, quindi a cui lui ha creduto tantissimo e a cui anche noi crediamo tantissimo, e crediamo di dare anche un po' di forza qui dal Veneto, facendolo conoscere, diciamo, anche alla nostra gente del Veneto. Ecco, io non mi dilungherei ulteriormente, chiamerei la collega Silvia Cestaro, anche lei, per un saluto qui con noi. Vai. Buongiorno a tutti, io porto i saluti della comunità bellunese, una comunità che è molto legata alle terre di Tomiello,
Perché sono terre che parlano di Anna Rech. Anna Rech è stata una donna che ha saputo, con la sua forza e la sua energia, riuscire a far conoscere e a portare avanti all'interno di un'area, come diceva prima il collega Sandonà, difficile, in un momento complicato, portare avanti una comunità. Lo ha fatto dapprima lavorando le terre, poi mettendosi a disposizione della comunità, facendo l'ostetrica, facendo l'infermiera, facendo il commercio, riuscendo con i figli a costruire un intero villaggio. E il fatto che questa zona possa essere valorizzata con la Villa dei Troni e fatta conoscere a tutti quanti è un grandissimo onore per noi bellunesi, e spero che questa cosa possa servire anche per tutti noi, per tutti i nostri giovani che non conoscono magari le realtà dell'immigrazione, non conoscono le realtà di Santa Caterina, della difficoltà che è stata portata avanti dalle loro famiglie, di conoscere e di riavvicinarsi a tutto questo. Quindi lo ringrazio anche la moglie per la presenza, l'aspettiamo domani a Pedavena, sarà un bellissimo incontro. So che sarà presente anche il nostro presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona, che negli anni ha cercato di mantenere vive le tradizioni e la conoscenza del territorio e dei rapporti tra il nostro Veneto, la comunità bellunese e la comunità brasiliana. Quindi grazie ancora di cuore. Adesso c'è il video. Gli immigrati italiani giunti in Brasile a partire dal 1875 portarono con sé non solo i loro averi, ma anche un sogno: costruire una nuova vita. Un popolo che si unì agli sforzi dei tropeiros, i leggendari conduttori di bestiame. Vieni a conoscere un luogo dove il tempo si è fermato, dove l'eco di antiche melodie si mescola al profumo della terra e al calore del sole. Benvenuti ad Anna Rech, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, dove si cela un tesoro. L'ultima colonia originale preservata dell'epoca dell'immigrazione italiana. Un parco tematico, storico e culturale, che si estende su 25 ettari di pura magia, la Villa dei Troni. Qui il visitatore non è un semplice spettatore, ma un viaggiatore nel tempo, immerso in un'esperienza che onora la storia di un popolo coraggioso e intraprendente. L'imprenditore Edson Tomiello ha ricreato una città scenografica della fine del XIX secolo. Edifici tipici dell'epoca come una cappella, una casa parrocchiale, un'osteria, una scuola, un mulino, una segheria, una fornace, un barbiere, un magazzino, la casa della nonna, la cantina del nonno, un'area di sosta col ristorante, la stalla per gli animali e persino la prima locanda per i tropeiros. Nel cuore della villa un chiosco all'aperto, simbolo di festa e condivisioni, che ricorda le celebrazioni e l'autenticità delle comunità italiane. Un'opera d'arte che racconta l'epopea dell'immigrazione italiana in Brasile, con oltre 50 costruzioni che ne rappresentano la ricchezza e la complessità. Edson Tomiello, soprannominato Trovão, Tuono, rende omaggio agli immigrati italiani che hanno contribuito allo sviluppo della nostra regione e lascia
un'eredità preziosa al popolo di Caxias. Un sogno che è diventato realtà. Bellissimo ed emozionante anche il video. Chiamerei adesso Edson Tomiello, qui con noi. Olá, olá. Bem, parliamo un poco portugnolo, un poco italiano e un poco brasiliano. Buongiorno a tutti, mi sono contento di stare a Venezia un ca con volaltri. Bem, saúdo e agradeço a presença do senhor Roberto Gambetti, presidente do Conselho Regional del Veneto. Saúdo e agradeço a presença do senhor Luciano Sandoná, presidente da Comissão del Veneto, do Conselho Regional del Veneto. Senhor Aldo Marim, presidente da Associação Veneto del Mondo. Senhora Silvia Cestaro, conselheira regional del Veneto. Bem, senhoras e senhores, me permitem falar um pouco em português. Eu sou natural de Santorso, cerca de Santorso, Veneto. Meus avós vieram da Itália em 1891 e hoje, este ano, estamos completando 150 anos da história da imigração no Brasil. Eu tenho a felicidade de dizer para os senhores, um pouco emocionado e agradecido por estar aqui presente no dia de hoje, e dizer que não poderia deixar passar esta data, esta feita, este ano de inauguração, porque queria representar e queria agradecer tudo que il nonni ha fatto por nós em Brasil ao longo de todos esses anos. Imagino os senhores que partiram da Itália com poucos recursos e que se esperava que teriam a cucanha em Brasil. Na verdade, não tinha a cucanha. Na verdade, tinha mata e trabalho. E bastante dedicação, fé e trabalho com as famílias. Então, eu tenho a felicidade de dizer que fui bem-sucedido na indústria e vou me dedicar a este projeto cultural e histórico, que é o maior projeto cultural da cultura vêneta no Brasil. Serão mais de 60 obras destinadas à identidade e o tipo de vida que levaram os imigrantes ao largo de todos esses anos. A expansão urbana no Brasil está invadindo as colônias. E nós, com as colônias, que iniciamos todos os trabalhos, compramos as colônias do Brasil Império em 1875 e de lá para cá fizemos a nossa vida no Brasil. Scusa Edson, vuoi che traduca un po' magari qualche passaggio? Beh, allora, la parte iniziale avete ascoltata tutti e Edson ha detto appunto che i nostri migranti si aspettavano di trovare la cuccagna, la famosa cuccagna, ma in realtà trovarono tanto lavoro e il mato appunto, e tanta foresta appunto in Brasile. Il progetto di Villa dei Troni è il maggior progetto culturale e storico in questo momento in Brasile ed è un grandissimo progetto che diciamo, ci riporta ai tempi diciamo, dell'immigrazione italiana. Sintetizzo molto quello che hai detto, magari ci fermiamo un po' prima così magari dico anche di più di quello, di tutte le parole che hai detto, perché nell'ultima parte del discorso è un po' più difficile. Ok, grazie. Então, como disse, pretendo fazer mais de 50 construções, cada retratando uma parte da história, como era a madeira, o lenho, porque começamos com as madeiras, com lenho, depois a pedra, depois matone, depois as telhas, em toda esta sequência. E das 50 construções, cada vai retratar uma parte, vai retratar uma parte da história e como trabalhavam nos ofícios, nas comunidades, na casa del nonno, na cantina, na casa da nonna, nel mulino, na segaria, todas as casas, e cada uma tem uma identidade cultural muito grande, por retrata, são 60 projetos distintos, diferentes,
Cada casa são 60 projetos diferentes. E futuramente teremos um pequeno hotel. E nós precisamos lembrar também que os imigrantes, quando chegaram no Brasil em 1875, foram recebidos e foram ajudados, de certa forma, por tropeiros. E os tropeiros que levavam os bestiames, suprimentos, junto com as comunidades, ao lombo de mulas. E esta retratação, esta encenação ao vivo, em tempo real, estaremos representando na Vila dei Troni. Então, a Vila dei Troni não é simplesmente acervo histórico, como diria, museu. Vai ter vida funcionando como se fosse esses 150 anni in Rio, col mulino, con la casa, con los cavallos. Quindi sono 50 differenti edifici, ognuno con la propria funzione, quindi costruiti come erano costruiti nell'epoca, quindi con i mattoni, con le pietre, con le teglie che sono appunto insomma, la copertura del tetto e tutto il resto. E ciascuno rappresenta i mestieri che venivano fatti nell'epoca. E poi la particolarità di Villa dei Troni sarà proprio il funzionamento di Villa dei Troni proprio come era all'epoca, quindi con delle persone, quindi sarà un vero e proprio villaggio vivo, quindi con delle persone dentro che sono proprio delle persone con i mestieri dell'epoca. I tropeiros cosa erano? Tropeiro eram gauchos que tinham cavallos que Sì, che trasportavano os mantimentos para as colônias. Ok. E abasteciam as colônias de suprimentos, cambiavam mercadorias, trocavam mercadorias entre colonos agricultores de um lado para outro, porque não havia transporte, solamente floresta, solamente mata. Então, nós chamamos lá de picada, abriam pequenos corredores na floresta para abastecer as vilas dos imigrantes. Então, basicamente é isto. Eu fico muito contente de poder estar aqui no Parlamento italiano em Venezia, como italiano retornato dopo 150 anni fa. Fico contente por realizar este projeto de vida, uma versão minha particular, que Deus ajude que dê certo. E conto muito com os italianos que vierem ao Brasil conhecer a Vila dei Troni, que vai estar retratando como os imigrantes chegaram no Brasil e como foi sua jornada. Grazie a tutti, un struccon a tutti. Grazie, un struccon. Grazie a Edson Tomiello, davvero un grande protagonista, credo che il Veneto ti deva molto, perché questa epoca è una parte importante della nostra storia. E il fatto che tu l'hai ricostruito con un progetto privato, ma che è un progetto fatto con il cuore, perché volevi dare dignità e ricordo a quella che è stata la nostra storia. E questo ti rende un grande omaggio. Ecco. Io adesso, se tu resti qui, io chiamerei Aldo Rozzi-Marin per il suo intervento. Prego, Aldo. Buongiorno a tutti, anch'io a nome dell'Associazione Veneti nel Mondo ho l'onore di partecipare a questo incontro, a questa presentazione di Villa dei Troni, ed è un'emozione enorme perché è stato detto e presentato il progetto, ma quello che voglio cercare di esprimere è che l'emozione che l'associazione e tutti quanti noi abbiamo e sentiamo in questo progetto. Ho avuto l'onore di poter essere l'altro giorno insieme ad Anna Turcato, che ringrazio, che ha organizzato l'incontro tra Edson e i suoi parenti a Sant'Orso. Era la prima volta che veniva a vedere il suo paese delle origini, e quell'emozione che un giorno, 30 anni fa, ho sentito anch'io,
l'ho rivissuta con lui. È un'emozione difficile di trasmettere ai veneti, ma che ricordano ai veneti, come è stato detto dal presidente Luciano Sandonà, il legame forte che abbiamo tra i veneti e i nostri fratelli di oltreoceano. Miei complimenti a Edson per questo importantissimo progetto dove ha non solo messo a disposizione tante risorse proprie, ma dove ha mosso tutto un mondo anche associativo del Rio Grande do Sul, quelle che noi chiamiamo affettuosamente l'ottava provincia veneta, con il mondo delle associazioni venete locale. Questo è importante per continuare un lavoro di valorizzazione di quello che è il mondo dell'associazionismo e ricordare in chiave non nostalgica, come è stato detto prima dal presidente Ciambetti, il nostro mondo dell'emigrazione, che comunque dà un insegnamento alle nuove generazioni, quello di quella che è stata la storia non troppo insegnata nelle scuole dell'immigrazione veneta, un'epopea per quanto riguarda i numeri e il fenomeno territoriale che ha coinvolto, che è qualcosa di impressionante. Ma è importante ricordare quelle cause dell'immigrazione, che ha avuto appunto dei numeri incredibili. Ma qual è il centro del progetto? È la cultura veneta, con i filò, con i canti, le corali e tante persone che si danno da fare e che abbiamo conosciuto in quel mondo. Ringrazio anche quello che ci regala oggi Edson questa mattina a Venezia e quel ricordo ai nostri nonni a cui è dedicato questo grande progetto. Quindi finisco solo con la riflessione anche dal punto di vista di valorizzazione di Edson, del suo progetto, di quello che rappresenta. I nostri migranti hanno costruito, come ricordava bene lui, chiese, case e fabbriche. Lui viene dal mondo economico, del mondo imprenditoriale, un mondo che è aperto anche a rapporti con il nostro tessuto imprenditoriale, che è meglio che fratelli si riuniscano e progettare anche il futuro in questa visione. Con il motto "le radici profonde non gelano", come ricordava prima la frase di Tolkien, il presidente, che è motto della nostra associazione. Grazie. Adesso consegniamo ancora la bandiera nostra.